In quest'opera di Delacroix una Parigi in fiamme fa da sfondo alla rivolta di una folla che in 3 giorni, nel luglio del 1830, spazzò via i Borbone che si erano stabiliti sul trono di Francia dopo il congresso di Vienna. Carlo X aveva ordinato dei provvedimenti che andavano a negare alcuni diritti fondamentali di libertà dei cittadini. Ordinò lo scioglimento della Camera dei Deputati, una riforma della libertà di voto a favore dell'aristocrazia e la sospensione della libertà di stampa. Tutto questo in una situazione economica pessima per il paese. Un accentramento del potere che i francesi non accettarono. Nel luglio del 1830 scesero per le strade e iniziarono la rivolta. Delacroix partecipò attivamente alla campagna contro il potere costituito al fianco dei suoi concittadini. Faceva parte della Guardia Nazionale composta da civili che in diverse occasioni si era opposta all'esercito regolare. Questo gli diede la possibilità di raccogliere materiale per pensare e poi realizzare una delle opere più belle e complesse dell'arte, un'allegoria a testimonianze di una rivolta che sovvertì il potere, una celebrazione del popolo, della libertà e dello spirito patriottico. Delacroix eseguì moltissimi schizzi e la realizzazione dell'opera fu molto lunga. La libertà che guida il popolo è una tela di grandi dimensioni e ritrae in primo piano Marianne, che è simbolo di libertà che guida tutte le classi sociali contro la tirannia del potere. La donna avanza sicura con il braccio teso a sventolare la bandiera francese e con la mano sinistra brandisce un fucile con la baionetta. I suoi abiti in parte lacerati lasciano scoperti i seni che, in una delle tante interpretazioni della critica, potrebbe considerarsi come simbolo di maternità, una madre che allatta, dunque che cresce i suoi figli e che è pronta a difenderli contro ogni avversità. A destra possiamo osservare un ragazzino armato che avanza e che rappresenta le nuove generazioni. A sinistra c'è un uomo in abiti eleganti, simbolo di un intellettuale borghese. L'arma che tiene in mano, una doppietta utilizzata per la caccia, ne evidenzia lo stato sociale. Forse si tratta dell'autoritratto dell'artista, ma potrebbe anche trattarsi di un amico del pittore, un certo Félix Guilmardet. Ai piedi di Marianne possiamo osservare un individuo, forse una donna, che guarda con ammirazione l'incedere della libertà che avanza dopo aver superato una barricata. Sparsi tutto attorno molti corpi di persone cadute in battaglia. Sullo sfondo, visibili tra i fumi degli incendi, si intravedono le torri della cattedrale di Notre-Dame. Pare che per la realizzazione dell'opera Delacroix si fosse ispirato alla Zattera di Medusa di Théodore Géricault, per quanto riguarda l'impianto scenico e la composizione piramidale. E per la sua libertà abbia usato la Venere di Milo. E proprio la libertà di Delacroix è diventata simbolo dei diritti umani e non è difficile vederla in diverse riproduzioni artistiche. La libertà guida il popolo è custodita al Museo del Louvre a Parigi.